Buongiorno e benvenuti, ben svegliati. Questa mattina a 7 in punto affrontiamo il problema del blocco al Brennero. Se ne è sentito parlare molto, ma per capire di che cosa si tratta e quali sono le ripercussioni sulle attività economiche del nostro paese, qui con me ho questa mattina Michele Varotto, presidente di Confartigianato Trasporti Veneto. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Quando si parla moltissimo in questi giorni di questo blocco al Brennero perché l'Austria ha deciso di rinnovare anche per il 2024 l'accesso, possiamo dire, contingentato dei mezzi pesanti che devono per forza di cose attraversare quel paese per raggiungere tutte le destinazioni dell'Europa. Abbiamo sentito anche in Parlamento un dibattito molto acceso, abbiamo sentito il Ministro dei Trasporti Matteo Salvini annunciare un ricorso in Europa. Ci spiega che cosa si trova, quali sono le difficoltà al Brennero e da quando sono scattate queste difficoltà, cioè qual è la situazione? Perché si sente anche molto parlare, no, del valico del Brennero, di tutti gli investimenti anche infrastrutturali che sono in procinto di essere realizzati. Allora, è una storia complessa che si porta da tanti anni, perché già l'Austria è da tanti anni che crea questi blocchi contingentati delle merci. È partita nel 2012 e 2013 con l'Euro 5, l'Euro 6, obbligatorio un tipo di mezzo per l'ambiente. Poi hanno aggiunto i settoriali, quindi un certo tipo di merci non possono più passare, quindi dobbiamo passare per forza sul treno. Poi, visto questo, che il trasportatore che si adatta sempre ai flussi, perché la merce bisogna trasportarla, ricordiamo che passa il 70% delle merci italiane per l'estero, stiamo parlando di circa 35-40 miliardi di merci italiana verso l'estero, quindi è un passaggio importante, obbligato, il più veloce per far girare le merci. Da questo hanno aggiunto i blocchi notturni per i mezzi, sempre per un discorso di ambiente, se no costa il doppio, però dico girare di giorno non è che l'ambiente devono passare i mezzi. Poi da quello hanno cominciato a fare dei blocchi di orario al sabato, al venerdì, poi hanno aggiunto delle feste, poi il transito di 300, quindi c'è sempre, noi trasportatori che lavoriamo a stretto contatto con la committenza per viaggiare alle merci, andiamo ad adattarci a tutti questi cambiamenti, però come tutti i lavori bisogna programmare, quindi ogni 1 per 2, ogni 6 mesi c'è un cambiamento, non si può ogni volta gestire un'emergenza o gestire un cambio di programma, anche perché ci sono investimenti, comprare i mezzi, il tipo di mezzi e tutto quanto, e anche la committenza costa di più la merce, quindi... Perché non si tratta di una politica, perché l'Austria credo che motivi queste sue decisioni per una politica ambientale, no? Di in qualche modo distribuire l'inquinamento che il passaggio dei mezzi pesanti potrebbe arrecare allo Stato. Una volta era un problema di politica ambientale quanti mezzi giravano, quindi Euro 2, 3, 4, 5, 6. Adesso è un problema di politica ambientale l'elettrico, c'è sempre un problema di politica ambientale. Anche il tir elettrico non va bene? Quindi là ci sarebbe un dibattito da parlare tantissime ore. Io sono a favore dell'elettrico se costasse come il diesel, se stessa la resa. Io non ho nessun tipo di problema, visto che mi costa il 100% di più e nessuno me lo dà, al momento io non lo userò. Quindi non sono contro, però al momento non siamo pronti e ci vorrà tanti anni. Lo smaltimento di una batteria di un camion, di una batteria elettrica, Dicono che si può rigenerare, però è come quelli di telefonini, è molto importante. Io faccio anche trasporti di batterie elettriche e considero che è un impianto molto più pesante di un motore, e poi quando succede un incidente non è semplice, perché bisogna bloccare il mezzo 48 ore, bisogna metterlo in sicurezza, metterlo in acqua, quindi non è semplicissimo. Allo stato attuale, è proprio di queste ore la decisione, no, di procrastinare quella decisione di eliminare il diesel, no, e quindi di arrivare al cosiddetto Euro 7, non più in un termine che era dietro l'angolo, ma l'hanno un po' posticipato. Hanno fatto una deroga anche perché nessuno è pronto, nessuno è preparato, e adesso se ne stanno accorgendo, però mettendo subito una cosa stringente nessuno è riuscito a rincorrere questa massa stringente. Io poi dico che l'80% delle batterie comunque arrivano dalla Cina, volente o non volente. La Cina è più avanti di 7-8 anni sulla produzione, quindi siamo, come dire, costretti a comprare dalla Cina.
l'Europa, quindi non va bene. Tornando all'Austria. Ci sono tanti problemi sul esatto, piatto. Tornando all'Austria, ci sarà questa famosa galleria del Brennero pronta nel 2035, ma si parla che ci sono già dei ritardi da parte austriaca e tedesca, comunque la parte italiana è già messa bene. Perché è una galleria che viene fatta in coordinamento con gli stati. Una galleria europea di circa 35 km, però dalla parte austriaca e tedesca sono un po' in ritardo, visto che sono sempre i migliori. Però fino a quel momento c'è da fare. Il treno ha una certa capacità di portata, che anche là gli austriaci sui treni danno qualche problema, perché bisogna arrivare, scambiare, rallentano, poi se c'è un ponte che non va bisogna bloccare la linea. I trafori della parte piemontese hanno i loro problemi, come sappiamo, e il camion è sempre l'unica alternativa. Io dico sempre che il trasportatore si adatta a tutto, però non può sempre i costi di questi adattamenti prendere il carico trasportatore. Il committente ha problemi perché costa di più il trasferimento della merce, e qua si gira. Io dico sempre che una logistica che funziona, che è veloce, traina un paese. Una logistica che si blocca, che è molto lenta, che ha dei coni di bottiglia per il trasporto, diventa un problema che un paese se deve sviluppare. Ci fa un esempio molto pratico, un camion, per capire che tipo di difficoltà trovate al valico austriaco. Un camion, non lo so, parte da Padova, supponiamo, con un carico c'è un problema che di deve carico, consegnarlo non so dove. Di ritardo, tutto il resto, arriva in Austria alle sue ore guida, ha circa 2 ore ancora da fare il passaggio dell'Austria, però per motivi qua arriva alle 10 di sera, non può transitare, partiamo di venerdì, non può transitare per l'Austria. Può ripartire alla mattina a un certo orario, però hanno messo il blocco dalle 7 alle 15 del sabato, quindi l'autista si deve fermare, aspettare sabato domenica e ripartire il lunedì, dove al venerdì sera potrebbe essere in Germania al sabato mattina o il venerdì sera alle 10 con un tratto di 6-7 ore di camion. Quindi riprendere una fluidità di merci a tutti gli orari aiuterebbe tutti. Poi diciamo che l'Austria, il problema è che le loro infrastrutture sono perennemente in lavorazione, perché i ponti, le autostrade, le careggiate, i fermi in Austria stanno sempre facendo lavori. Non è che solo l'Italia ha problemi di infrastrutture, anche loro hanno i loro problemi e sono un po' in ritardo. Ma mi dà l'idea che anche l'Austria, essendo un paese anche più piccolo, no, dell'Italia, se non erro, probabilmente non era neanche abituato, è che si trova in una posizione logistica. Non hanno zone da fare sosta, da fermarsi, cioè dicono allora fermatevi prima, poi quando partite passate, quindi non vi fermate a voi, però quella è una cosa che si può sorpassare. Io farei una proposta comunque per par condicio, come dicevo anche prima, perché anche diciamo, il Tirolo ha i problemi dell'Austria ambientali, di notte non si può correre, oppure 300 camion all'ora, oppure il sabato no, e quindi quando arrivano dall'Austria, oppure il venerdì pomeriggio non possono, quando arrivano all'Austria si devono fermare in Austria, non possono entrare in Italia per 5 ore, 6 quindi ore. Quindi fare delle norme speculari. Voglio vedere se poi noi non possiamo transitare anche loro, si riempiono le loro strade se non si trova la collaborazione. Si potrebbe anche comunque ragionare a questo modo. Ma si tratta, lei parlano dei tir, ma ci possono essere tir di tutte le nazionalità che rientrano dall'Austria in Italia. Lì il blocco è solo in entrata, non in uscita? Esatto. Gli austriaci possono entrare, possono uscire. Non sono tante le ditte austriache, però sono tante. Ma se io sono un camionista italiano che sono andata a fare una consegna, che ne so, in Germania e devo ritornare a casa. Devi aspettare i tempi. Quindi devi fermarti. Solo i camionisti austriaci possono entrare e uscire senza problematiche. Perdo un giorno. E che si traduce questo, perché da quanto va avanti questo sistema? Poi la cosa che lei sottolineava è che ogni 6 mesi cambiano le disposizioni e le direttive. Sì, ogni 6 mesi, ogni anno, e quindi allora diciamo nel 2015 hanno detto
non più Euro 5 per motivi, possono passare tutti solo gli Euro 6 per l'Austria. Quindi c'è stato 2 o 3 anni che tutte le aziende che facevano all'estero sono andate a fare tutto un acquisto. Hanno cambiato la flotta. L'ha cambiato la flotta, Euro 6, tutto quanto, per poter passare all'Austria. A un certo punto hanno detto basta, c'è il settoriale, certo tipo di merci non possono passare solo in treno. Quindi tutte le ditte che avevano camion che portavano il ferro, il legno, la ceramica, tutto il resto, hanno dovuto rivedere a passare attraverso il treno. Da cosa è motivato? Sembra un problema ambientale. Poi hanno detto... Ma perché se queste merci viaggiano in treno inquinano meno che se viaggiano in camion? Allora, loro dicono così. È così, perché comunque il treno non inquina, però... il treno come mezzo di trasporto, sì, ma non la merce in sé per sé. Vabbè, quindi avevano in qualche modo, è come se fossero venuti. Poi allora certe ditte dell'Alto Adige hanno detto prendiamo il camion a metano, così non abbiamo nessun problema. Allora, visto che cominciava questo, hanno detto non si può più di notte, perché oppure l'autostrada costa il doppio. E allora solo di giorno c'è la fluidità delle merci, viaggia anche di notte perché si carica il pomeriggio, girano, ha un giro continuo, quindi la merce non è che è come un impiegato o un certo tipo di lavoro che ha degli orari, è sempre in continua evoluzione, quindi ci sono transiti a tutte le ore di notte, che vanno meglio tutti perché ci sono meno veicoli commerciali e meno auto, viaggia il camion e si va meglio tutti, di giorno chi ha il commerciale e di notte chi ha i camion, e loro hanno tutte sempre queste decisioni. Poi restringimenti di corsia. Ma che flusso di veicoli, di camion, di che flusso di camion stiamo parlando? 2,5 milioni all'anno. 2,5 milioni all'anno non sono pochi però. No, 70% delle merci. Che trasformato in giorni? Trasformato in giorni, diciamo circa, mi sembra 1.000 al giorno, adesso 1.500, no di più, 11.000, adesso bisogna fare i calcoli. E l'Austria è l'unica strada, il Brenner è l'unica strada perché... Ci sono poche alternative, c'è Tarvisio, che comunque bisogna fare un allungamento di strade e poi bisogna ricongiungersi, c'è il treno che comunque ha una sua, come dire, potenza di fuoco perché può ricevere fino a un certo punto e anche il treno non è semplice perché ha dei momenti di stacco, di distacco, di ricongiungimento, non è che è così semplice e non è così economico come che è il mezzo a Roma. Oppure ci sono merci che viaggiavano attraverso i valichi piemontesi, però il Frejus si è fermato, poi è ripartito. La Svizzera ha i suoi anche loro blocchi, il Monte Bianco per fortuna ha prorogato il lavoro, sono stato chiuso un anno. Queste merci, ma dopo non è solo un problema di merce italiana, è anche un problema di direttrici di merce che scaricano dai porti. Sì. L'Europa ha bisogno anche di certo tipo di merce che viaggia in velocità perché è merce di pregio e economicamente che costa e non può girare per Rotterdam, aspettare tutto quanto, quindi e ci rimette comunque l'economia italiana. Che cosa state pensando di fare? Lei ha fatto questa proposta, che è anche una provocazione, ma sul piano concreto il Ministro parlava di rivolgersi in Europa. Si è mossa, ha fatto una richiesta di infrazione che non è mai stata fatta, ma se devo pensare di aspettare l'Europa che dia la risposta, che dia l'infrazione, che l'Austria dica va bene e che poi comunque fra 8 mesi c'è il cambio di governo a livello europeo, vedo una cosa complicata. Comunque quando un iter parte non si ferma. I trasportatori hanno dei momenti che viaggiano, dei momenti che si arrabbiano e potrebbero fare, ma più di fare delle manifestazioni e tutto il resto, cioè non si può creare uno scompiglio non autorizzato e non legale, perché comunque viviamo su un paese in Europa di leggi e bisogna anche seguire le leggi. Anche perché mi viene da pensare che se uno fa un blocco alla fine non fa che favorire, va contro, non è che tu puoi invadere uno Stato passandoci se non ci sono le disposizioni. Però io dico che in entrata in Italia la colonna si farà lunga in Austria. Sì, questo potrebbe essere Visto che non hanno molte strade, potrebbero... Ma oltre all'Austria, a questo blocco del Brennero, avete già un po' quantificato quali possono essere le perdite? Perché insomma i committenti
è ovvio che gradiscono che le merci arrivino quanto prima. Poi non è un problema, non è un problema solo dell'Italia in qualche modo. Non sono un economista che sono in grado di fare i conti. Io dico solo, se girano 40 miliardi di merce, se fosse anche solo un 1%, diciamo un 1%, che non va bene, è già mezzo miliardo di euro. Quindi, le direttrici delle merci che passano attraverso il Brennero arrivano da dove? Solo dall'Italia? Dall'Italia, dei porti italiani. E dei porti italiani, e poi si diramano, cioè voglio dire, la Spagna non ha questo problema. No, perché arrivano attraverso la Francia, però Germania, Norvegia, Danimarca, Polonia, tutto anche la parte dell'est, anche comunque ex Russia, oppure Ucraina, cioè è una direttrice. Se è il 70% vuol dire che la direttrice, il movimento è molto alto. Potrebbe esserci una pressione europea, un interesse europeo, perlomeno. Diciamo che anche la Germania ha gli stessi problemi nostri, perché come è in passaggio e anche in entrata dalla Germania è lo stesso problema. E quindi sul piatto magari trovare un compromesso? Sono 8-9 anni che ogni anno ne parliamo di questo problema, e quindi credo che prima o poi il filo si rompe. Si rompe cosa significa? Prevedere quando si rompe un filo è impossibile, però credo che l'Austria deve cominciare per non rinchiudere, sanno che c'è questo obbligo, quindi hanno un potere incredibile, ma cominciare a capire di mettersi sul tavolo e ragionare su una fluidità di merci diverse e su un'intelligenza anche del trasporto si potrebbe fare. Ma secondo lei, attraverso una politica, chiamiamo così, di vignette piuttosto che di dazi, che magari se vuoi passare in questa fascia oraria paghi di più? Hanno aumentato il costo delle autostrade, hanno aumentato il ponte, di notte costa il doppio, quegli eccezionali bisogna avere i permessi cartelli, anche gli eccezionali che lavorano là in Austria hanno problemi di passaggio per il tonnellaggio, bisogna fare dei giri molto ampi, c'è tutto quanto, per loro comunque è un guadagno. Ecco, c'è una speculazione quindi sottesa, non è solo una salvaguardia di un paese. Io credo che se si creasse a questo punto una fluidità a tutte le ore, andrebbe meglio, perché comunque il problema ambientale è un po' risolto, perché tutti i mezzi di ultima generazione, e comunque anche il mezzo diesel o gasolio inquina sì, ma inquina molto meglio, e comunque anche se hai un metano o un elettrico, l'inquinamento da rotolamento, da freni, tutto quello che viene c'è lo stesso. E se tu gestisci il trasporto anche sabato e domenica, cioè ormai il mondo è cambiato, non c'è più, anche la gente, non c'è più quel movimento su certi giorni. Siamo tutti più flessibili. Siamo tutti più flessibili, quindi anche se gira la merce il sabato e la domenica crea meno problemi di una volta. Anche perché si creano le code, si creano gli stazionamenti. Teniamo la domenica, ma il sabato. E poi nel momento in cui entra la fascia di transito c'è un limite di mezzi, oppure tutti quelli che possono passare passano? Quando vanno in opera, adesso con quella c'è adesso, fanno anche dei contingentamenti 300 mezzi all'ora su certi orari, su certi momenti, quindi bisogna anche avere la fortuna di arrivare, di trovare l'orario giusto, di non sbagliare, di non trovare un problema. Però, stai fermo? Se non sbaglio l'incolonnamento comunque produce inquinamento, no? Certo, ma perché in Italia, è uno stop and go, no? Sì, ma in Italia abbiamo tutti i parchi di Bipiteno, qua sempre pieni, sempre aspettare, e anche posso dire, ci sono di trasporto con autisti che stanno in giro 1 o 2 mesi, dopo devono rientrare per legge, però anche l'autista ha una dignità che non è una scatola che si può fermare, fare ripartire, tenere là, perché ha una vita, una famiglia, un tutto quanto, quindi aiutare anche gli autisti e le persone a rientrare a casa e a fare un lavoro più dignitoso. Se ne parla, no? Visto che c'è stata anche questa interrogazione in Parlamento, la proposta di infrazione, ecco, è caduta una batteria elettrica. Sì, una batteria elettrica. La proposta di infrazione,
Lei appunto provocatoriamente ha detto dovremmo anche noi in Italia mettere da chi arriva dall'Austria il blocco dicendo no, non passi. Non sempre, perché non siamo no. però ogni tanto farebbe bene a fargli capire. Che previsioni, visto che sono parecchi anni, che previsioni, però in questo momento se ne parla più di altri momenti, no? Perché in questo momento? Perché l'Austria ha deciso che rinnova anche per il 2024 e c'era la speranza che in qualche modo rivedesse questi regolamenti? Non lo so, questa infrazione non so tecnicamente come funziona, ma sicuramente è un passaggio importante. Nel momento che tu a uno Stato dai un'infrazione, loro si devono sistemare. O fanno come l'Inghilterra, escono dall'Europa, si torna col passaporto, si rimettono con la loro moneta, gestiscono la loro economia internamente, ci fanno pagare per passare, allora devono dire noi vogliamo questo. Se loro non vogliono questo, ci fanno girare le merci come noi facciamo girare loro. Tra l'altro lei prima mi sottolineava che non è solo un controllo delle frontiere per quanto riguarda i tir, ma automaticamente con questa scusa del blocco dei tir c'è anche un blocco dei migranti. Adesso io credo che non possono bloccarli, però aumentare i controlli, mettere più personale, mettere polizia, mettere ai confini è una dimostrazione che non hanno piacere che i migranti passino. E quindi da quello facendo il controllo poi c'è anche tutto il controllo già delle merci, lo facevi, lo fanno ancora molto più importante e più pesante. E i migranti, ci sono delle leggi europee e credo che fino a un certo punto loro possano fermare, dopo no. Parlando adesso più in generale delle problematiche del settore, del comparto, 2,5 milioni di veicoli all'anno che passano attraverso il Brennero, dalla dimensione che si è ripartiti dopo il Covid, no? Ci sono molti tir per le strade e si ripropone la vexata question, finché in Italia le merci viaggiano su gomma ci sono una serie di problemi. Si parla sempre trasferiamo su rotaia, ci sono gli interporti, eccetera, eccetera. Rimane un'utopia, rimane una chimera, lei insomma l'ha detto molto chiaramente, il camion è un mezzo che lo sposti, lo muovi con una certa agilità, un'agilità che... Non sembra, ma il trasporto merci, piano piano lui si trasforma sempre, a seconda dei periodi, a seconda di quello che viene deciso. Io credo che ci vuole sempre dei governi che prendono delle decisioni chiare e precise. Nel momento che prende decisioni chiare e precise, l'autotrasporto, le merci, tutto quello, prendono delle decisioni chiare e precise. Perché comunque ci vuole tempo, investimenti, ci vogliono soldi che... ci sono dei contatori che girano, che comunque già le ditte di trasporto hanno una fragilità molto ampia, hanno dei problemi economici molto alti sempre storicamente, e quindi togliere dei tempi e delle garanzie si rischia di chiudere o rischiano che facciano dei default. Nel momento che continuo a dire che il trasporto non essere fluido, non è pagato, c'è il rischio che anche tutto comunque il supporto economico italiano dopo alla fine non funzioni, perché logistica, trasporto fa il 10% del PIL, stiamo parlando di 400 miliardi di euro, adesso sono cifre elevate, e bloccare questo e non aiutare, cioè non è che l'autotrasporto voglia sempre dei soldi, loro vogliono i soldi per sviluppare, per essere più veloci, per essere più a disposizione del committente, che comunque noi abbiamo dei committenti e dobbiamo far girare l'Italia. Per quanto concerne la concorrenza estera, parlo dal punto di vista delle aziende di autotrasporto e quindi... Ormai io vedo un problema che è passato. Siamo in Europa. Le regole sono fisse per tutti? Ci sono delle regole e comunque si può, non si può certe cose, comunque c'è il distacco, ci sono delle ditte all'estero che non si possono aprire, comunque ci sono delle regole e ci deve essere qualcuno che le deve controllare, c'è un pacchetto mobilità che è stato approvato o in fase di approvazione e non si può bloccare, bisogna controllare tutto quanto, perché se si guadagna si deve guadagnare tutti, cioè siamo delle imprese di trasporto, io lavoro per guadagnare, se mi fanno guadagnare io sono contento, se mi creano dei problemi che non guadagno è un problema. E soprattutto c'è rispetto di quelle che sono le regole anche per l'attività della sicurezza dell'autista, del conducente, del mezzo. Cioè... Siamo la categoria più tassata
in Italia, perché qualsiasi cosa che noi facciamo è una tassa sul gasolio, sull'assicurazione, sui dipendenti, sull'acquisto dei mezzi, sui bolli. Quindi è già, quando noi mettiamo in moto, partiamo, abbiamo già pagato delle tasse e lo Stato va bene. Abbiamo regole ferree, 9 ore di guida, 11 di riposo, cioè siamo una categoria che quando l'autista non riposa veniamo multati. Se non si ferma veniamo multati, quindi abbiamo infrastrutture che a certi punti funzionano, di certi punti è un problema. Sono migliorate le infrastrutture negli ultimi anni? Sono migliorate, ma non bastano già più. Non sono stati così veloci a capire, già andare a Milano, che era 3-4 corsie, sembrava, adesso è un problema. E andare invece verso est è ancora, che tra l'altro abbiamo altri 3 anni dalla Sandona a Portoguaro e sarà... E purtroppo la categoria paga il tributo più alto di vittime in quel tratto nella Venezia anche gli altri. Una vittima che sia di chiunque non va bene. Abbiamo fatto anche come Confartigianato uno spot che l'autostrada è molto, molto importante, anche lo trova, per la sicurezza, per il telefonino, perché tutto va bene, ma solo un morto è un problema, di qualsiasi categoria che sia, quindi non è che... E diciamo che il professionista al volante 10 ore, c'è qualcuno che non rispetta le regole, però hanno un'esperienza, hanno un aiuto al sistema, un aiuto con le strade che la gente non si rende conto. Mi fa anche paura tutti questi incidenti nelle grandi città, ma non c'è una cultura del ciclista o del pedone nei confronti non delle auto, dei mezzi e dei operatori. Non c'è storia, un mezzo grande bisogna stare lontani, non bisogna avvicinarsi perché non ha punti visibili, non può emettere quanti sensori e l'autista ha circa 5 specchi, 2, 4, 6, sui 6 specchi sul cambio, quindi ha una visione molto ampia e tante cose non riesce a vederlo, quindi ci vuole anche una cultura. Quando si vede un mezzo pesante, stare lontani. Bisogna stare lontani, non c'è storia. Quando arriva un mezzo pesante non bisogna buttarsi sul passaggio pedonale anche se perché non si sa mai il tempo di reazione e di frenata di un mezzo pesante, perché è pesante, perché è più lunga di un'auto, non è come una bicicletta. Quindi io dico un consiglio, quando vedete che sia della mini up, state lontani, perché il mezzo pesante non vede ed è gente che è professionista, perché sono 8 ore, 9 ore. Ma non c'è proprio la possibilità di avere degli specchi per vedere la... Ci sono. Sì, ma non si vedono i punti morti, sono molto... Già in macchina ci sono dei punti morti, no? Il cosiddetto quando si fa l'esame di guida. Se arriva qualcuno e non lo vedi, parti e certo. I tempi di reazione... E le piste ciclabili sono una soluzione? Piste ciclabili, ce ne sono tante di belle, ma tante fatte male. Poi anche noi ciclisti o chi va in non è che siano... Quindi lei è autotrasportatore e anche ciclista? Sì, ma vado sui colli così. Sta lontano, sto lontano dalla strada perché... Quindi è buona regola stare sempre lontano dai mezzi pesanti? È buona regola, per esperienza... Ma questo anche quando, mi perdoni, anche quando si è in autostrada e si guida l'auto, è meglio stare, se si può, in corsia di sorpasso, avendo un'adeguata velocità, piuttosto che mettersi tra 2 camion, perché appunto c'è il rischio che una frenata si faccia un po' alla fine della sottiletta. Sì, esatto, sì, però quello è il caso limite. Però guardi che noi che registriamo la cronaca, spesso e volentieri, perché appunto magari c'è un impedimento improvviso, proprio perché lei diceva il mezzo pesante... Allora, i mezzi moderni, di ultima generazione come le auto, comunque hanno radar, frenata assistita, ABS, condizionamento, rallentatore automatico, cioè hanno tutta una serie di sicurezze che se si guardano i dati, gli incidenti mortali e gli incidenti degli automezzi pesanti sono diminuiti. Però restano dei mezzi pesanti, dei mezzi grandi. Però quando lo fanno un impatto molto alto. Sì, certo. Quindi la sicurezza che noi abbiamo negli anni seguito le regole europee, ore di guida, ore di riposo, specchio aggiunto, radar, rallentatore, cioè tutte le nuove sicurezze noi le abbiamo seguite con i suoi tempi, perché ci sono anche mezzi abbiamo anche dei mezzi molto vecchi che non riusciamo a cambiare perché non ci sono i soldi, se non li cambiamo subito. Se ci sono noi li cambiamo subito. Se ci fosse, stiamo ancora aspettando soldi del 2020. Chi tiene un'auto vecchia perché non ha i soldi per comprare abbiamo cambiato i mezzi, stiamo ancora aspettando soldi del 2021, quindi abbiamo già anticipato, sì. Quindi anche un governo, se è un bravo governo, deve pagare i debiti, se è un bravo governo. E c'è tutto.
però la persona umana che ha la guida è molto importante. Certo. Io la ringrazio, che ci ha fatto un po' il punto della situazione, ringrazio Michele Varotto, Presidente del Confartigianato Trasporti Veneto. Lo ricordiamo, il 70% delle merci passa per il Brennero. E non si scappa. E quindi possiamo immaginare quali sono le conseguenze di questo contingentamento. 2,5 milioni di camion che non si possono togliere per portare le merci. Le merci vuol dire vita, non è che... Esatto. È uno sport. Io la ringrazio voi per averci seguito anche questa mattina. Torniamo domani con 7 in punto. Arrivederci.